Buon pomeriggio signore e signori, io sono Lord Perso e bentornati su un altro gameplay con Roma su Total War con la Divide Timpera. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con l'assedio di Edessa, un assedio che avevo fatto mi sembra per saccheggiare la città, ma in realtà io penso che invece me la terrò questa città qua. Me la terrò perché vorrei, anche se in realtà non lo so però ragazzi, non lo so. Perché magari un saccheggino qua, poi scendere, saccheggiare Tapcus, Palmira. Cioè fare un po' il giro non sarebbe male, visto che loro ormai hanno solo delle pochissime truppe qua e sono messi abbastanza male. Abbastanza male. Tra l'altro con il mio generale potrei andare benissimo a prendere anche Armosata e Carana. Ma abbiamo, come vedete, una situazione disastrosa per quanto riguarda la ricostruzione delle città e non possiamo lasciarle troppo in giro. Tra l'altro, ragazzi, stavo notando che non manca tantissimo tempo alla conclusione, se tutto va bene, non manca tantissimo tempo alla conclusione della campagna, perché ci mancherebbe Petra come città da conquistare. Dopodiché da questo fronte siamo a posto. Qui dovremmo prendere Palmira, Dura, Tapxus, Atra, ovviamente la nostra Edessa. Dovremmo prendere Chetisifonte e Charax, ok? Queste le possiamo tutte lasciare. No, scusate, le possiamo tutte, sì, le possiamo tutte lasciare. Dobbiamo prendere Gazzaka, Faraspa, Tigranocerta, va bene, queste qui ovviamente, Karana e Artax e forse anche Mizaketa. Il resto le possiamo anche lasciare ai nostri alleati per concludere la nostra campagna. Poi ci serve Segestica, Noreia, di sicuro, Bergium, tutte queste qui, Bavai, Nemecatum, Yolobana e Dario Itum, che in realtà però Dario Itum potremmo anche lasciargliela perché comunque sono delle fazioni a noi non avverse. E poi di attraversare il canale della Manica e arrivare almeno fino a metà, cioè quindi escludendo la Scozia. Poi dopodiché la campagna, ragazzi, su questo gameplay sarebbe terminato. Quindi non ci manca tantissimo, salvo ovviamente implosioni di Roma o roba del genere. Però adesso vedremo, anche perché attaccare loro, questi qui, i Suebi, sarà un bello scontro, ragazzi, perché il territorio è veramente molto vasto e non so se Roma riuscirà a portare a termine la missione senza disintegrarsi, però adesso lo vedremo. Intanto continuiamo l'assedio di Edessa. Io ora me lo vado a giocare, ma come sempre, se non è un bel assedio, ve lo faccio bypassare, per voi sarà uno schiocco di dita. Battaglia terminata, bella sulle sabbie, mi è piaciuta. Non ve la faccio vedere, ragazzi, perché non ha senso. È stata una battaglia piuttosto easy, quindi terminiamo la battaglia. Comunque le abbiamo prese a sassate, sappiatelo. È stato un bel combattimento. 79 perdite probabilmente perché mi sono autocolpito con qualche sasso, perché loro non credo che abbiano fatto grandi danni alle nostre armate, ma va bene così. Piacerebbe tenere Odessa, ma penso che la saccheggerò e basta. Per avere un po' di grano, ecco. Ottimo, ottimo. Ottimo. Allora, saccheggiamo, sarebbe solo 4.000, radia solo 200. Razzia 13.000, non male. Non male 13.000. Però io direi che li saccheggiamo, perché non posso gestire anche una città che si ribella, poi magari mi fa casini con la politica, Roma, no. Va bene così. I nostri legionari hanno guadagnato comunque un po' di esperienza, quindi adesso gliela andiamo a dare. Allora, questo è sugli agenti, mi interessa relativamente poco. Va bene. Morale dei mercenari. Ma io direi andiamo su... Allora, qui le ho già prese. Io andrei sull'astuzia anche per loro a questo punto. Astuzia. E poi vediamo. Potremmo sbloccare le imboscate. Oppure
Sotto assedio. No, andiamo sempre nelle imboscate, un po' come l'ultimo generale dello scorso episodio, se l'avete visto. Ok, direi che ha fatto il suo. Adesso lui si allontana dalla città e mi rimane qua. E va bene qui così. Ok, perfetto. Adesso abbiamo recuperato un po' di denaro e con questo ci finanziamo qualche ricostruzione. Perché comunque questo lo convertiamo. Questo non posso. No, ok, va bene così. Va bene, qua dovremmo ricostruire anche questa roba qua, però dove vado a prendere i soldi? Qui non posso più attaccare nulla. Potrei attaccare Armosata. Va, vediamo se Armosata è in che condizioni è. Allora, vediamo di tutto. Se esco, qua sono 12, quindi non c'è rischio di è sola. Beh, attacchiamo anche Armosata a questo punto. E anche qui stessa cosa. Me la vado a giocare, ma non credo di farvela vedere. E vediamo un attimo. Esatto, è ancora una battaglia campale. Vediamo un attimo di recuperare altro denaro. Poi non la vado a occupare perché non mi interessa. Ok ragazzi, altra vittoria abbastanza facile. Terminiamo la battaglia. Più o meno sempre lo stesso modus operandi. Ci prendiamo una collina e da lì li massacriamo a forza di pietrate in faccia. E direi che non c'è molto da fare. Poi loro veramente fuori dalla città, senza senza diciamo proprio le mura che li assistono, molto difficile che resistano alla nostra pressione. 95 perdite anche qua. Probabilmente ho lasciato un po' troppo la cavalleria a divertirsi, però easy raga, easy. Ok ragazzi, altro insediamento conquistato, ma lo andiamo solo a saccheggiare anche questo, che non mi interessa onestamente, anche se sono tanti soldi, razziarlo. Andiamo solo a saccheggiarlo e a causargli, scusate, dei problemi. Possiamo tornare qui e lo facciamo, tanto la città è difesa. Ci mettiamo qui e andiamo in... Bah, potrei mettermi anche in marcia forzata, però facciamo che ci fortifichiamo. Bah, no, dai, lasciamolo così. Secondo me non c'è bisogno. Abbiamo altri soldi per fondare le nostre città. Allora, qua ci sarebbe da fare un acquedotto di sicuro. Sono un sacco di robe. Allora, Samosata sta qui e l'altra è Tapkus, che dov'è? Qua. Ok, quindi Samosata sarebbe quella un po' più esposta. Magari stavo pensando di fargli un campi di Marte, giusto per non avere tutto da Antiochia. Anche se Antiochia in realtà... Dai, facciamo questa a questo punto. In Antiochia gli facciamo almeno l'acquedotto. Dopo Suburbia eccetera vediamo successivamente, però almeno l'acquedotto lo facciamo. Io direi che non abbiamo più altri territori da saccheggiare. E per quanto riguarda il sud, allora volendo ci sarebbe l'attacco a Palmira, ma secondo me siamo troppo deboli per prenderli. Dobbiamo aspettare i rinforzi, che tra l'altro qui non abbiamo come strutture, quindi... No, però Gerusalemme ce l'abbiamo. Ah, forse perché loro sono già sul territorio nemico, forse. Mettiamoci un po' più in qua. Ok, forse adesso... Ok, adesso abbiamo la possibilità, ma non abbiamo i soldi, i spicci. Quindi aspettiamo. Potrei rinfornire tutta una legione, potrei fare questa sorta di scambio, che non sarebbe male. Ho tanti tiratori, un po' troppo sbilanciato sui tiratori. Non ho nessuno che difende Tyros, però va bene, dai, adesso secondo me non ce n'è bisogno, perché comunque abbiamo comunque i pirati che sono andati via. Abbiamo fatto pace con...
Sì, sono qua i pirati, ma credo che siano messi male. Abbiamo fatto pace con l'Egitto che è finito su quest'isoletta, quindi non penso ci siano altri problemi. Rodi purtroppo non ci vuole dare la pace, io l'avrei fatta volentieri con Rodi a sto giro, ma come vedete non mollano, non so parlare ragazzi oggi. Vado su trattato di pace, qua me lo potrebbe dare Pergamo, ma ovviamente perché gli conviene, quindi noi no. Niente da fare, vediamo a nord invece come eravamo rimasti. Sì, siamo in una situazione di assedio. Ma perché non avevo attaccato? Forse perché stavo aspettando gli arieti. Va bene, aspettiamo gli arieti a questo punto. Intanto Kelmir l'abbiamo conquistata. Portiamo la spia da queste parti, visto che adesso è tornata, e possiamo dargli anche un sabotaggio delle scorte. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo, sì, la nostra legione che si stanzia a Treverorum, che è la città più problematica di sicuro tra quelle che abbiamo conquistato, ma non è che sia problematica questa città. Se entra in città, -2, no, allora stiamo fuori. Non tollerano la presenza romana, come dargli torto. Chi sono questi? Ah, degli arcieri, carini. Ok, io direi che siamo a posto. Siamo a posto, sì. Prossimo giro ci prendiamo poca roba come soldi, però ragazzi non è che possiamo fare chissà che. Dai, andiamo sulla fine turno e vediamo un po' cosa accade. Sparta, vabbè, Sparta sul nostro territorio lo può fare tranquillamente. Trattato di pace. Allora, io vi faccio pace solo se fate gli stati clienti nostri. E allora niente, ragazzi. Niente pace per voi. Ok, ci sfidano in campo. Ah, però non abbiamo la difesa nostra solita. Non abbiamo l'altra legione di supporto. Non abbiamo l'altra legione di supporto. Quindi sarebbero loro probabilmente, quest'uomo qua. Però non lo so, no, perché mi sfidano loro, quindi. Ah no, l'esercito interno con la guarnigione. Con la guarnigione contro la nostra legione, che è comunque messa molto bene. Però non so se voglio attaccare, a dire la verità, così, senza il supporto dell'altra mia legione. È vero che questi sono molto deboli, però. Allora, facciamo un bilancio. Gli arcieri li posso prendere abbastanza facilmente con le 3 cavallerie che mi ritrovo. Loro hanno 2 cavallerie che però secondo me, se li centro bene con delle pietrate in faccia, gli faccio gran male all'inizio. Poi hanno un tiratore, 2 tiratori, cioè uomini armati di lancia, che potrebbero darci delle problematiche. Qui hanno altri uomini armati di lancia e degli autoctoni che penso che siano proprio deboli. Questi qua li potrei sfidare. Li potrei sfidare. Allora, secondo me finisce in pareggio, perché io non sono full salute. Però loro hanno anche tante cavallerie, Hanno anche tante cavallerie, che pietrate le posso prendere, però fino a un certo punto. Però fino a un certo punto. Dovrei essere in posizione elevata. Dovrei.
Non lo so. Non lo so. Dai, proviamo a giocarcela. Proviamo. Pazzia. Pazzia del momento. Ok, il territorio è questo. Sicuramente non ci aiuta tantissimo. Non ci aiuta tantissimo, anzi per nulla. Però comunque noi possiamo buttargli queste. Io se fossi loro verrei dalla foresta, però non penso che lo faranno, anzi, penso proprio che saranno i soliti imbecilli. Ok, direi che ci siamo. Iniziamo la battaglia, Dove sono loro? Ok, eccoli qua. E togliamo questo. E attendiamoli a questo punto. Arriveranno loro in attacco. Il nemico si sta avvicinando. Da che zona? Ditemi dietro. Ok, da là in fondo. Va bene, abbiamo tutto il tempo di fargli danno. Qui c'è una cavalleria che sta arrivando. Ok, probabilmente si vogliono unire. Sarebbe meglio attaccarli. Però, vabbè, ormai è andata. Possiamo spostarci leggermente. Ma qua mi sembra una buona zona, a dire la verità. C'è questa collinetta che è un po' fastidiosa, da gestire. Allora, fermi con la cavalleria. Ci mettiamo di qua. L'obiettivo è andare a prendere subito questa e sparare al generale nemico. Secondo me, ok, non sono ancora a portata loro. Aspettiamo un attimo. Va bene, state scoperte le nostre unità, fa niente. Esatto, tanto lui è un genio, ci manda addosso la cavalleria e noi gli andiamo incontro. Ok, l'altra è qua. Vediamo, non sono ancora a range purtroppo. Cavalleria contro cavalleria. Qua dovremmo avere una vittoria abbastanza facile. Siamo uno contro tutti praticamente. Fatemi vedere, non ancora il range. Ok, arriva un'altra cavalleria. Ok, sono cavalieri nobili, quindi insomma, non bene ma non benissimo. Le frecce ci fanno danno ma fino a un certo punto, che siamo protetti dalla selva. Cavalieri nobili continuano a prenderne. Attenzione. Ok, si stanno allontanando. Allontaniamoci anche noi a questo punto. Risaliamo. E allontaniamoci. Ok, fatemi vedere. Ok, sono entrati in range. Adesso vediamo di farli fuori. Ok, allontaniamoci con la cavalleria. Questo potrebbe essere un problema. Spostiamo loro. Ah, non vorrei che me li tirassi dietro. La cavalleria si è sacrificata. Ok, allora dai, tirate su questi. Ottimo, 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 ottimo. Cavalleria completamente distrutta. Attenzione a questa cavalleria che continua a finire tra le grinfie nemiche. Continuiamo a ritirarci a questo punto. Ok. Io ho paura di dovermi schierare in questo modo. No, non qua, qua. Andiamo indietro con la cavalleria, perché le stiamo subendo. Allora, sembra che siamo tutti su questo lato, quindi portiamo qui questi. Ok.
Attenzione ragazzoni. Colpiscono qua. Bravi. Ok. Le cavallerie loro fanno il loro effetto. Bene. Tanto qua li abbiamo presi. Ok. Un po' di problematiche. Questi li spostiamo. Dobbiamo spostarci. Purtroppo hanno preso la giusta direzione. C'è andare sopra di noi. Ok. Ok. No. Loro qua. Voi qua. Dobbiamo raddrizzarci. Ok. Voi un po' più indietro, grazie. Voi tenete i quadrati. No, qua ho fatto un casino nel mischiare le truppe. Ah! Ho fatto casini, ragazzi. Casini. Qua tirate su questi, per favore. Ah, un po' di casini. Un po' di malgestione, ragazzi. Un po' di malgestione. Ok. Le loro cavallerie mi hanno mandato un po' in confusione. Erano tante e mi hanno mandato un po' in confusione. Cerchiamo di fare più danno possibile. Guardate, guardate ancora le cavallerie che continuano a premere, maledette, sulle mie truppe. Maledette. Ok, adesso ce ne siamo liberati delle cavallerie, sembrerebbe. Continua ad arrivare il tiro nella nostra direzione. Attenzione qua perché continuiamo a subire. Le cavallerie nostre si sono ridotte. Direi una ritirata, che il generale, se no si mette male per il generale. Non riesco a utilizzare le cavallerie contro gli arcieri nemici. Adesso vediamo di farli tornare indietro, di utilizzare contro gli arcieri. E che continuano a seguirmi le cavallerie nemiche. Adesso andiamo a prenderle ancora. Ok. Ok. Cerchiamo di contenerli. Ok, direi di muovere questi qua a questo punto. Loro hanno finito purtroppo le... No. Qua. Avete finito le munizioni o mi volete solo fare incavolare? Ok, altra cavalleria in arrivo per la nostra cavalleria, ma d'altronde non c'è molto da fare. Devo giocarmela meglio, ragazzi. Devo giocarmela meglio. Ok, dai. Ingaggiamo questi. Questa ha veramente finito le munizioni. Ok, portiamoli dietro l'artiglieria. Ok, qua abbiamo fatto un po' di danni, perfetto. Questi sono arcieri? Sì, andiamo a prenderli con la nostra cavalleria. È un bel macello, ragazzoni. È un bel macello. Ok. Qua stiamo avendola meglio, incredibile. Mi hanno confuso, ragazzi. Oh, vabbè, ok, questi... Oh, si stanno ritirando dei romani. D'altronde... D'altronde, qui stiamo cercando di andare a prendere gli arcieri con le cavallerie che sono messe male. E che continuano a tirarmi, incredibile. Ok, adesso andiamo su questi arcieri. Anche qui ci sono degli altri arcieri. Ok, dai, un po' di danni adesso li stiamo facendo. Ispiriamo il gruppo e diamogli anche questo. Ok. Bene. Ok. Ok, andiamo su questi arcieri. Spostiamoci.
Anzi, andiamo su questi, va, perché sono più lontani. Scusate i movimenti di camera. Ok, questi li abbiamo fatti fuori. Ok, forza ragazzi. Ok. Si è rimasti impantanati. Roma le prende dai norici. Ah, mi ho perso anche il generale. Non morto, credo. Ma Roma le va a prendere, signori, a sto giro. Il passo più lungo della gamba per Roma. Era rischiosa. Purtroppo l'artiglieria non è servita. Si sono difesi bene. Soprattutto con le cavallerie mi hanno tirato scemo. Perdita per Roma. Ma vedremo. La battaglia è ancora abbastanza lunga. Se riusciamo magari a... no, ma sono troppi. Ci stanno schiacciando, signori. Ci stanno letteralmente schiacciando. Cavallerie anche quelle sono andate. Ci hanno schiacciato, ragazzi. E siamo rimasti lì in attesa. E abbiamo sbagliato. Può capitare. Un punto. Poi loro hanno anche tante picche, quindi difficile. Anche se questo lato qua lo stiamo vincendo, Anche se questo lato qua lo stiamo vincendo. È che loro non avendo una cavalleria per inseguire, loro torneranno. Poi vedete, ho perso questi legionari che se ne stanno andando dal campo di battaglia. È dura. Se riesco a girarmi e salvare queste due magari, ma è difficile. Ora ci stanno circondando. In questo punto qui no, ma siamo messi male. Poi contro le lance non è così. Non è il caso, diciamo, di usare una formazione classica romana, però. Bravi. Norici più forti di quello che pensavamo. E ci hanno massacrato. Io suonerei la ritirata. Ritirata per tutti, signori. Terminiamo la battaglia. Abbiamo perso 1000 uomini, che non sono tantissimi, a dir la verità, però fanno peso. Loro messi abbastanza male in realtà, come vedete, però comunque hanno perso 2400 uomini. Però diciamo che hanno vinto la battaglia. Hanno proprio vinto la battaglia. Subiamo ragazzi. Purtroppo abbiamo perso tanti valorosi. Abbiamo perso anche il generale. Tanti valorosi uomini. Tanti sono rimasti, ma tanti altri sono finiti purtroppo distrutti. La cavalleria completamente persa. Insomma, loro vediamo se hanno perso qualche cavalleria, ma niente di che. Hanno perso queste due cavallerie, cavalieri nobili, che sono quelli che ci hanno dato problematiche, ragazzi. Veramente forti questi cavalieri nobili. Gli altri sì, bene o male, ma la cavalleria mi ha mandato in pallone. Non sono, diciamo, al top gamma. E ora puntano addirittura l'assalto all'altra legione. Allora, non voglio replicare, perché vi spiego. Ho meno tiro, ho 0 cavalleria, quindi questi mi asfaltano di sicuro. E ho tanto tiro. Questi mi asfaltano di sicuro se io li attacco, perché hanno 2 cavallerie molto forti, agili. Sì. Che io difficilmente riuscirei a fermare. E poi hanno comunque tanta fanteria. Sono circa 5600 uomini. Io ne ho la metà. Mi tirerebbero matto. In più ho tanto tiro, che qua il tiro non serve a molto. No, ci ritiriamo. Roma per la prima volta possiamo dire di essere stata messa in difficoltà.
Ah, attenzione. Attenzione. Non posso neanche ritirarmi. Allora a questo punto ce la giochiamo. Cioè non ho neanche il generale con loro, ragazzi. Mamma mia, Noricum cosa sta facendo, signori? Ci toglie le difese. Ci toglie le difese. Mamma mia. Mamma mia, che terreno brutto per combattere. Beh, però in realtà sono in una posizione elevata, eh. Se riesco a prendere questi punti, il problema è piazzare giustamente questi. Potrei piazzarli qua. Mamma mia, che brutto punto, ragazzi. Bruttissimo punto. Se riesco a piazzarli magari in una posizione tipo qua, tipo qua, potrei. Però è difficile, ragazzi. Difficile, chissà loro da dove arriveranno. Non ho neanche la cavalleria, quindi posso stare solo in difesa. Vabbè, ragazzi, si gioca il tutto per tutto. Il tutto per tutto. Complimenti comunque ai miei avversari, perché stanno giocando bene. Stanno giocando bene. Iniziamo la battaglia. Ci andiamo a schierare subito. Voi tirate quando ve lo dico io. No, ragazzi, no, stavo sbagliando, ho sbagliato. Riandate qua. Facciamo cazzate che già siamo in perdita. Manca solo che mi metto io a aiutare il nemico. Allora, stavo dicendo. Ok, volevo togliere questa in realtà. Ok, voi statevene belli tranquilli qui. Qua, ragazzi. Ah, ma sono due, non le avevo viste. Dove sono? Non le avevo viste, che errore. Madonna, ragazzi, oggi è una di quelle giornate no. Non c'è niente da fare. È una di quelle giornate no. Allora, voi posizionatevi per favore in maniera giusta. E voi tornate da me. Tornate da me. Che loro cosa stanno facendo? Dormono. Ok, ottimo. Se dormono per noi è meglio. Una volta che vi siete posizionati gentilmente, potete diciamo sparare sul nemico, per favore, gentilmente. Sono anche di qua. Io ho la possibilità di allungarmi. No. Ok, allora, prima di tutto dobbiamo tirare alla cavalleria. Quanto è distante? No, ci arrivo. Ok, ci arrivo. Voi a questo punto io vi metterei anche piuttosto qua, allora. Però il problema è che vi prendono di sicuro. Ma tanto, ragazzi, allora meglio qua. Meglio qua che non tirare affatto. Che erroraccio. Che erroraccio. Dove è finita la cavalleria? È sparita. No, fermi. Ok, qua. Dovete tirare sulle cavallerie. Tirate sulle cavallerie. Ne abbiamo già persa una. Ma porca. Niente, ragazzi, i norici mandano in confusione Roma senza nessun apparente motivo. Cavalleria che ci fa lo scorpione. Vabbè. Io ho paura che adesso ci fanno anche questi altri di scorpione. Mettiamoli così, dai. Sono in deficit di risorse, ragazzi. Sì, però tirate, porca miseria. Non tirano. Adesso tirano. Adesso tirano. Eccoli che arrivano. Tirate sulla cavalleria, protette anche dagli alberi maledetti. Tirate prima che vada a contatto. Ma non gli facciamo nulla. Non abbiamo tolto neanche un uomo. Neanche un uomo. Attenzione. Attenzione.
Ah, abbiamo perso. Cioè, ragazzi, cioè, non ho parole, non ho parole. Ok, arriva l'altra cavalleria. Ah, non riusciamo a fargli. Non riusciamo a scalfirli. Tiriate su questi. Che magari le pietre dietro prendono in faccia gli arcieri. Ok, iniziano le danze. Loro continuano ad andare avanti e indietro. Tiriamo su questi, vediamo. Qua mi continuano a entrare, a rompermi le scatole. Ok, mi vanno a prendere maledetti, mi vanno a prendere l'artiglieria. Però forse la mia artiglieria resiste. Forse. Ok, artiglieria è resistita. Ok. Ok, ragazzi, no, no. Siete alle macchine? No. Alle macchine dovete andare. Ok. Attenzione, pronti all'impatto. Wow, il generale che si è buttato un po' a capofitto, un po' troppo a capofitto. Ok, andate a aiutarlo. Andate a aiutarlo. Fa niente, ragazzi. Fatevi vedere come muoiono i romani. Qua c'è un altro. Oh madonna, un altro generale che ci tira. Dai, ragazzi, queste macchine posizionatele. Cioè, posizionate. Tirate qua. Dai, tirate. Non avete tirato una pietra, non avete tirato. Tirate per Diana. Ok. Vabbè, ragazzi, è andata. Artiglieria veramente inutile. Veramente inutile. Niente, è andata. Battaglia persa, signori. Battaglia persa. Mamma mia, i norici. I norici, signori. Guarda qua, guarda. Va che imbecilli quelli dell'artiglieria. Li prenderei a sassaiate. Io li prenderei. Tanto li prenderanno a sassaiate i nemici, perché niente, perso completamente anche l'artiglieria. Ah, ragazzi, persa anche l'artiglieria. Basta, sono andati via i migliori. Adesso cadrà il morale. E un'intera legione sparisce nella foresta dei norici. Mamma mia, che disfatta. Abbiamo perso 416 uomini. Il problema è che non li abbiamo fatto fare. Cioè, ne abbiamo persi. Loro ne hanno persi 509. I norici qua, ragazzi. Che botta che ci hanno dato. Che botta. Mamma mia, niente. È andata, ragazzi. No, riusciamo a scappare. Incredibile. Incredibile. Dai, ma che cavolata è. Questi di Rodi che non mollano il colpo, sti maledetti. Allora, ok, è tornato un. Cioè, è tornato. Ci prendiamo un legionario. Scusate, signori, ma avevo finito la memoria. Comunque, è semplicemente il solito giro di notifiche che ci sono state. Grande sconfitta per Roma. Abbiamo una pestilenza. Fatemi vedere dove. A Narona, va bene, non ci interessa. Ora, ragazzi, sì, c'è stato un trionfo. Ora, ragazzi, è un bel casino. È un bel casino perché Noricum ci ha cacciato dei suoi territori e non siamo proprio in una posizione ottimale per dettare legge. Adesso ci mettiamo in imboscata come al solito. Qua dobbiamo rinforzare assolutamente i confini. Direi che sì, ci prendiamo 4 cavallerie e ce ne stiamo in modalità. Non so se questa modalità qua è in imboscata o reclutamento, ma credo reclutamento, quindi io abbia perso l'imboscata. Qui è finita malissimo, ma poteva finire molto peggio, quindi rientriamo nei nostri territori e cerchiamo un po' di recuperare le forze. Prima di tutto ci facciamo una bella corte
Poi ci facciamo una di cavalleria per forza e poi niente ragazzi, stiamo in attesa. Ci facciamo almeno un omino. Ancora. Una cavalleria ancora. E un altro personaggio ancora. Non c'è molto da fare. Qui il reclutamento scarseggia. Ci siamo tenuti un'unità d'assedio che almeno non è stata distrutta incredibilmente. Queste due sarebbero da fondere. Ah, questa non mi serve adesso, niente. Queste due sarebbero da fondere, perché così, messe così, sono veramente inutili. Però mi dispiace distruggere, perdere tutta l'esperienza. Però sì, le uniamo. Va bene. Qui ci facciamo a destra di nuovo. Va bene. E niente ragazzi, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Cioè ormai qua la situazione è quella che è. Le abbiamo prese e non c'è molto da dire. Norici veramente, veramente forte a sto giro. Diciamo che è stata un po' la rivalsa dei Norici. Tra l'altro manca un loro esercito. No, ok, qua. Ok, niente, l'unica cosa che puoi fare tu è sabotare l'esercito. Ferita, vabbè raga, questa è proprio la ciliegina sulla torta, va bene dai. Ok dai, chiudiamola qui allora, io direi che ormai non c'è più nulla da fare. Diciamo che la campagna a nord non sta andando proprio benissimo, ma vedrete che Roma è persuasiva e persuadente e soprattutto è un cazzerullo compressore, quindi li faremo fuori. A sud abbiamo ancora la possibilità di attaccare e saccheggiare le città che pian piano si stanno ripopolando, almeno dalle nostre parti. Tu cosa cacchio ci fai qua? E va bene ragazzi, e noi ci vediamo in un prossimo episodio. Fatemi sapere se questa disfatta di Roma vi è piaciuta, come avreste giocato magari voi la battaglia di Noreia, le battaglie anzi di Noreia, e noi ci vediamo ad un prossimo episodio. Mi raccomando raga, spolliciate.